Panichi paniel, rupanellaro. Ingredienti: mafalda in quantità, per ogni 500 g di farina di ceci 1,5 litri d'acqua, un mazzo di prezzemolo tritato, 200 litri di olio di semi di soia fritto e rifritto, sale e pepe quanto basta, sputazza quanto basta, provolazza a fantasia, cioè a tinchitè. Prendere una pignata e arriminare con la cucchiara di rigno, cioè il mestolo di legno, l'impasto di ceci e acqua, aggiungendo a fine cottura il prezzemolo. Mettere l'impasto ancora caldo in forme da 3-4 cm e coprirlo con una mappina, cioè lo strofinaccio, finché non si solidifica. Caricare in una lapa le panelle, una padella enorme non lavata dall'uso precedente e la tanica di olio rifritto. Fermarsi davanti ad una qualsiasi scuola mezz'ora prima della ricreazione e versare l'olio nella padella iniziando a farlo friggere. Per controllare se l'olio è abbastanza bollente, sputarci sopra e risputarci qualora non convinti della temperatura. Immergere le panelle nell'olio e aspettare che l'odore inizi a diffondersi e penetrare attraverso le finestre delle aule sino alle narici degli studenti, che iniziano a trepidare nell'attesa del suono della campanella. Infine, attendere l'orda di studenti che salteranno la lapa.